Torniamo a parlare di sicurezza, lo facciamo con un sindacalista, ormai appunto non è una novità che sia nei nostri studi, nella nostra televisione, il dottor Raffaele Padrone, grazie per essere in nostra compagnia. Lo facciamo anche con un amministratore, nonché appunto politico, Alfonso Singh, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la Lega. Grazie anche a lei consigliere per essere in nostra compagnia. Buonasera. Ma anche lei avesse avuto la sfera di cristallo, aveva fatto una previsione. State certi che di 2538 agenti in circolazione a livello nazionale nessuno arriverà a Pordenone. La profezia si è avverata. Sì, anche perché stiamo aspettando ancora questa decisione che ma ormai certa, insomma, è un dato di fatto, c'è un decreto firmato dal capo della polizia, su questi nessuno. Adesso ci stiamo muovendo, grazie a proposito all'ospite della scorsa settimana, il sindaco delle Vedove di Cordenons, siamo riusciti a sentire Fedriga e siamo riusciti a interpellare anche Ciriani e su questo episodio, insomma, ci si sta lavorando. Io ho detto a loro che queste due fasi, cioè i nuovi agenti, i 1200 e i 1338, che invece sono uomini già sparsi nel territorio nazionale, che sono movimentati dal 19 al 26 di questo mese, neanche di questi c'è ombra di Pordenone. Allora oggi c'è una possibilità con 300 persone che dovrebbero uscire dalla scuola invece a dicembre, quindi quelli usciranno a febbraio, questi escono a dicembre, sono circa 300 persone. Bisogna agire lì subito, perché vedete, qua ognuno quando si tratta di sicurezza parla, campagna elettorale, non campagna elettorale, sicurezza, progetti. Poi quando tastiamo sul territorio le problematiche sono serie in tutta l'Italia. Guardate che veramente solamente nella Polizia di Stato, io lo dico quando parliamo di numeri, mancano 22.000, 23.000 uomini. Poi ci sono i Carabinieri, c'è la Guardia di Finanza, che non stanno peggio, cioè stanno veramente peggio di noi. Forse vedete quante stazioni dei Carabinieri in paesetti dove era necessario la presenza del Carabiniere vengono chiuse. Risponde una macchina, anche loro alle 8 gira una macchina per tutto il territorio. Per colmare poi quindi per colmare, ci vorrebbe veramente un qualcosa ma certo. Quindi vediamo un attimino insieme di lavorare su queste 300 persone, ma io dico una cosa: quante pensate che ne possano arrivare? 5, 6? C'è questo numero che gira nei corridoi del Dipartimento, grazie all'interessamento di qualcuno. Qualcuno si lava anche la bocca. A me sa cosa dà fastidio, direttore, che quando noi siamo qui a parlarne, o io lo scrivo sui giornali, il giorno dopo arrivano i commenti, no, dai sapiens, degli Homo sapiens. Infatti noi abbiamo lanciato il sasso. È chiaro, gli Homo sapiens cominciano, secondo le mie fonti, allora, ognuno deve fare il suo mestiere. Se io sono lì che giro nel corridoio e ascolto queste notizie e le riporto in TV o sulla stampa, un motivo c'è. Allora, quante pensate persone possono arrivare a Pordenone? Arriveranno 5-6 persone. Guardi, scriviamo il numero su un pezzo di carta, poi la volta che la politica che riesce a portarle saranno queste 5-6 persone. Ditemi cosa servono. Ma magari arrivassero 5-6 persone in un recipiente dove ormai è vuoto quello di Pordenone. Ecco, facciamo rispondere Alfonso. Dico solo una cosa, direttore: se noi riusciamo a portarle, però, sa qual è il problema? Il problema è che siamo dovuti intervenire per farceli arrivare, mentre il Dipartimento doveva capire al volo, visto, vi ricordate la visita di Minniti? Ecco, doveva arrivare il personale, visto i confini,
visto le persone, visto gli immigranti che stanno arrivando continuamente, una cinquantina al giorno. Grazie. Alfonso Singh ha sentito le dichiarazioni appunto del dottor Padrone, non pensa ci sia una miopia da parte del Dipartimento che nonostante i problemi, e ne parliamo settimanalmente con il vice segretario nazionale del sindacato di polizia, ci sono e sono evidenti, ma soprattutto viviamo in una regione che è terra di confine e soprattutto il versante, quello della Slovenia, è particolarmente battuto. Adesso c'è l'emergenza migranti, ma in passato c'erano altri problemi. Bene direttore, io sono convinto che, anzi io vivo di convinzioni, di certezze, devo avere certezze, dato che sono amministratore. Come vede io sono consigliere della Lega Nord e se lei vede in consiglio comunale, specialmente del Pordenonese, tutti i consiglieri della Lega Nord sono sindaci o vice sindaci, quindi noi viviamo il territorio. Lei fa caso, Moras era stato sindaco, io sono vice sindaco, Turchetta era sindaco, quindi il territorio lo viviamo direttamente, se c'è qualche problema, sia di malvivenza, qualcos'altro, arrivano subito dal sindaco. Quindi è una cosa molto sentita da parte nostra. Ecco, io vivo di certezze e posso garantire, assicurare per quanto mi compete che il Presidente Fedriga si è dato da fare e sicuramente arriveranno anche queste forze dell'ordine per rinforzare l'organico. Certo che il problema è molto dibattuto perché guardando quello che succede ai nostri confini, quello che la Francia ci sbologna ultimamente, bisogna rinforzare molto questo organico e sono convinto e sono anche fiducioso, non penso che siano solo 6-7 persone per non ne penso di più. Speriamo, io ho questi numeri purtroppo. Senta consigliere, poi il fatto anche che è venuta fuori la polemica di impiegare i forestali, la protezione civile a presidio dei nostri territori, secondo lei questo diktat o questa operazione di Fedriga ha fatto bene per il territorio, farà bene per il territorio? Io penso di sì, comunque posso anche precisare una cosa però, che questi rappresentanti che non sono neanche forze dell'ordine in poche parole, sono volontari si può dire, no? Non è che non facciano un lavoro di forza dell'ordine, sono solo dei volontari che fanno del servizio e basta, quindi non è che vanno a restare di qua di là, è solo una sorveglianza. Ecco Raffaele Padrone, basterà tutto questo? Basteranno secondo lei le rassicurazioni da parte appunto del mondo della politica o bisognerà andare oltre, magari a protestare veramente di persona, de visu, incontrare le persone che realmente contano e che possono comunque manovrare le persone? Guardi, sicuramente il nostro presidente della regione Fedriga è una persona che se ha detto così vuol dire che si sta interessando e quindi auspico che questa cosa avvenga. Ripeto, me fa solo sorridere il numero, perché queste persone, queste 5-6 persone non servono a aiutare quelle persone che già ci sono, quei colleghi che già ci sono. Sa cosa succederà? Che 5 persone più anziane che oggi a 53 anni sono ancora sulla volante riusciranno ad andare in un altro ufficio, in un'altra squadra magari operativa e per dare insomma il cambio a queste persone che dovrebbero arrivare. Il problema è questo, ogni volta si pensa che nella politica investire in politica è un costo, questo è la grave cosa. Io ho chiesto anche al nostro presidente Fedriga di attuare quello che fu attuato negli anni 80, circa nell'82-84, ci fu praticamente un arruolamento speciale di 2000 uomini che rimanevano e sono rimasti nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Questa è la soluzione, perché non è che la questura di Udine stia meglio, adesso sono arrivate con questi 1338, abbiamo detto scusa Pordenone, ma è uscito sul giornale, anche da parte mia hanno reintegrato Trieste e Udine. A Trieste sono arrivate 2 persone, quindi quando parliamo di arrivi bisogna sempre stare attenti con i numeri di quelli che ci sono, di quelli che sono andati via e adesso 23 nel 2019, quindi fa sorridere i 6, però ben venga perché danno spazio a chi è nella volante da 40 anni di poter uscire, entrare in un altro ufficio e far sistemare questi giovani. Questo è il numero esiguo. Certo. Padrone, io volevo fare anche una battuta a livello proprio di sicurezza nazionale e generale al consigliere Alfonso Singh. Sono degli episodi ultimamente, quelli capitati, che non ci fanno stare tranquilli. Il fatto che appunto venga lanciata una bomba a carta all'insegna appunto di una delle sedi
della Lega in Trentino, il fatto che questi fantocci vengono dati poi a fuoco, guarda caso c'erano poi le facce di Salvini e di Di Maio, il fatto che poi adesso questa domanda che io chiedo a Maurizio, se me la dà anche in bello grande: gli immigrati devono provare di non possedere beni o redditi nei paesi d'origine per accedere al bonus libri scolastici. Io ho fatto una domanda: è razzismo? Cioè, c'è tutto un susseguirsi dei denti, il discorso della mensa legata e negata a lodi. In che situazione stiamo vivendo? Lei che vede appunto anche con gli occhi di un amministratore. Stiamo vivendo una situazione molto caotica, perché? Perché sta sfuggendo di mano chi doveva difendere il ceto debole, a questo punto si trova a difendere il ceto forte, e noi che dovevamo difendere il ceto forte ci dobbiamo difendere il ceto debole, quindi è tutta una confusione generale, ma siamo ben contenti di fare questo. Però il problema è un altro, il problema è che non ci sono più valori, non c'è più identità, non c'è più niente, e se non ci sono più valori cosa manda il bambino a scuola? Un ragazzo che va a scuola, che risponde male alla maestra, picchia la maestra, il genitore va a protestare, è un insegnamento questo qua. Se poi andiamo a calcolare anche, mi bruciano la foto di un ministro, una che è nata in Marocco oltretutto, se non sbaglio, no? Allora qual è l'integrazione? Per me è una questione anche di cultura, e se non c'è cultura non c'è niente. E da dove si riparte secondo lei per rifondare, per ricreare le basi culturali della nostra regione ma della nostra Italia? Tutta Italia, dobbiamo passare dai principi e dai valori, se non ci sono principi e valori non c'è niente. Purtroppo bisogna partire da qua, dalla casa, dalla famiglia, e dopo pian pianino nei vari gradi. La maestra una volta, quando entrava in classe la maestra, i bambini si alzavano per segno di rispetto. Adesso la maestra sembra quasi sia un'intrusa, oltre che essere un'insegnante, sembra un'intrusa, quindi non vedo dove ci sono i principi e i valori. Padrone, so che voleva proprio un inciso. Sì, ma io volevo rilanciare questo discorso dei principi e guardate, ve lo ricordate, rimango nel mio campo, ve lo ricordate l'anno scorso quando ci fu quella professoressa che insultava la polizia durante i cortei? Bene, che esempio? Insultati, li ha minacciati addirittura di morte. Ebbene, sono andati a casa, hanno perquisito in questi giorni l'abitazione e l'hanno denunciata per possesso di stupefacenti, quindi non andiamo tanto in là, perché poi sa che io sono uno che si arrabbia velocemente. Il problema è un altro, dobbiamo dare, tornando ai nostri uomini, arrivano 5-6 persone, bene, nel territorio nazionale quanti siamo? Quello che auspico è che il nuovo ministro che vuole difendere le divise dia dei poteri speciali, delle leggi speciali alle forze dell'ordine. Questo dobbiamo avere, perché non c'è rispetto. Allora, se uno può venire lì, ti può dare una sberla e non può essere denunciato, e io non posso reagire, e allora possono esserci 800.000 uomini. Per me senz'altro, però una cosa fondamentale è la certezza della pena. Se non c'è la certezza della pena salta tutto. Possono esserci 800.000 uomini. 200, 900, 400, il giorno dopo mi esce, che senso ha? Ci vediamo sicuramente la settimana prossima con entrambi. Grazie ad Alfonso Singh, consigliere regionale per la Lega in Friuli Venezia Giulia, e grazie al dottor Raffaele Padrone, vicepresidente della FSP Polizia di Stato. Grazie veramente ancora per essere stati in nostra compagnia. Ci trasferiamo a Mogliano Veneto per